Lo pensavano quando si credeva che la legge elettorale fosse quella del consultellum e dell'altra sentenza della Corte Costituzionale che premia le varie liste e non le coalizioni. Adesso ce n'è in discussione un'altra che però nessuno sa se passerà, che premia invece le coalizioni. E perché la vogliono fare? La vogliono fare per due obiettivi. Primo, fregare i bersaniani e costringerli a ritornare all'ovile in una coalizione dominata, non guidata dal PD. Dall'altro, rendere ininfluente quella che secondo i sondaggi è la prima forza in Italia, cioè i 5 Stelle, che non avendo con chi coalizzarsi avrebbe molti meno seggi, anche se avrebbe più voti di tutti gli altri partiti presi singolarmente. Bisogna vedere se passa. Ma io non riesco a capire per quale motivo i bersaniani, dopo essere usciti dal PD, dovrebbero riconoscere la leadership di Renzi. Loro non possono riconoscere la leadership di Renzi, hanno un altro progetto e quindi si battono contro questa legge elettorale e contro chi vuole andare a fare la ruota di scorta di Renzi, come sembra voler fare Pisapia, che stiamo a un mese dalle elezioni siciliane e non ci ha ancora detto chi diavolo appoggia, per esempio. Stiamo parlando del sortentenna, di uno che non è neanche in grado di dire votate Fava oppure votate Micari.